Nando, Sì? sono Ettore Petraroli. Come stai? Bene, siamo in diretta. Diretta? Siamo in diretta radiofonica. Siamo sul canale 875 TV Campani 2 e sul canale 885 che è il canale di RTC Targato Napoli. Come stai? Ah, un immenso piacere. Benissimo, benissimo. A fine estate un po' stancuccio, però tutto bene, siamo contentissimi. Allora, io ho appena finito di suonare Resta con me perché mi piace assai la tua versione, insomma, l'arrangiamento, scarno, è una bella cosa. È una sfida vinta, perché come dicevo qualche giorno fa in diretta, cantare Domenico Modugno non è la cosa più facile del mondo e invece devo dire che sei elegante come sempre, però Grazie. adesso voglio parlare di varie cose con te. Innanzitutto ho saputo che giorni fa hai festeggiato 25 anni di matrimonio, o mi sbaglio, una roba del genere? Sì, io penso che tutto quello che ho fatto nella mia vita ci ho messo sempre il sentimento più puro che può nascere da una persona che è l'amore, quindi questa è l'ennesima prova della persona che magari quelli dell'ambiente forse non potranno conoscere perché conoscono magari l'artista ma non l'uomo. E questa è l'ennesima prova che confermare la stessa donna dopo 25 anni non è facile. Io sono contentissimo che Dio me l'ha donata questa cosa e che mi ha donato una grande donna, una grande famiglia. Questo è insieme la descrizione dell'amore e quindi sono contento che mi abbia donato questo. Senti, ma te lo ricordi il primo incontro con tua moglie? È stato un po' così. Io sai, quando le cose tutti dicono che non è vero che da quando nasciamo tutto è destino. Io non ho mai preso parte, mio cognato faceva il fotografo, io non ho mai preso parte, però proprio quella mattinata nacque la mia prima nipotina, sì. E mio cognato tutto emozionato ci ha detto ho fatto perché nacque alle 3 di notte, lui fece la nottata, fammi compagnia a questo matrimonio, figurati, io già mi accingevo a cantare, però facevo un po' la parte di mantenere la lampada. Appena mia moglie entrò in chiesa ero la vita, era una ragazzina aveva 13 anni, perché ho fatto 8 anni di fidanzamento e 15 anni di matrimonio. È facile fare il conto. Mia moglie adesso ce n'ha 45, la conosco da 33 anni, aveva 12 anni e mezzo quando l'ho vista in chiesa. Posso pure sembrare all'apparenza un pedofilo, però avevo 15 anni. Cioè, avevo 15 anni. E stavo proprio in chiesa con la lampada in mano e avevo Cristo di fronte, cioè sì. Si mi fai conoscere a quella ragazza, giuro che me la sposo. E questo è successo, è stata quella sposa per tutta la mia vita. Senti, però allora hai citato i matrimoni perché veramente è giusto, dicevi una cosa giusta, il destino conta, poi in realtà ti sei ritrovato tante volte a cantare ai matrimoni degli altri, no? È vero, e che secondo me, io l'ho sempre detto, cantare ai matrimoni è una delle cose in assoluto più difficili del mondo, perché semmai è la più grande scuola. È la più grande scuola, no? Perché c'è una parte di invitati che semmai ti conosce e ama la tua musica, però può anche capitare qualcuno che semmai non ama. Sì. Ecco. Ma chi è? Ma chi è venuto a fare? No, succede spesso, no, una sola volta. E a volte io, sai, non è che noi prendiamo un cachet bassissimo, magari per le persone, io mi faccio sempre il confronto a chi è un operaio, non siamo i nostri Ramazzotti o Claudio Bagioni, però diciamo in confronto ad uno che magari esce la mattina, fa 8-9 ore di lavoro, 10 ore pure, per una giornatina, noi magari prendiamo un cachet e ci rendiamo conto che magari siamo dei fortunati. Quando mi trovo su un matrimonio che magari non ti applaudono, cioè non succede quello che magari tu ti aspetti, ma chi si capisce la fattura, chi si uscì, ma non la risolvo. Quelle cose che ti fai in mente mentre canti, però tu lo sai che magari in un ristorante che sono 100 invitati, magari piace a una persona, alla sposa, allo sposo, sono feste private e ti chiamano così e magari va bene anche così. Il concerto è tutto più facile perché quando tu magari prepari un concerto è giusto che magari tutti quelli che vengono in quella platea, quante persone trovi, sono persone che in un certo modo vengono per te. Ed è tutto molto più facile. Senti, ma qual è la tua canzone che ti fa commuovere quando la canti? Ma sai, bisogna vedere un po' i periodi, i momenti, ce ne sono tante. Magari quando canto Lettera a Gesù e magari mi raccontano un po' la storia, mi è capitato più di una volta magari di trovare una bambina che non è il papà, o perché magari
è in condizioni un po' precarie, o perché magari è morto, magari perché... Allora quando canti quella canzone, che per me è un martirio, io non l'avrei mai cantata, cioè in una situazione del genere, però quando te la richiedono tu la devi cantare. E magari mi sono messo nei panni di un genitore, di una mamma, di una figlia che magari riesce a comprendere il dramma, e magari tu ti metti nei panni e ti emozioni, perché chi scrive vive anche di emozioni. Come sono storie d'amore che magari mi hanno detto quando canto Vita, che ci sono tante persone che sono conosciute, o magari hanno avuto un amore un po' difficile, e poi tramite quella canzone hanno capito il vero significato dell'amore. Allora quando ti raccontano le cose, tu poi canti, cioè ci è entrato proprio il cuore delle persone. E quello magari è l'intento forse più bello di un artista, perché cantare è facile un po' per tutti, ma magari cantare, dare emozione e capire il significato di quello che hai scritto è molto più importante. Senti, ma quando scegli le canzoni per un disco, e soprattutto quando si tratta di scegliere un singolo, no? Quello che poi sarà il pezzo che ti fa lavorare di più e che si tira dietro tutto il disco, ma tu che chiave usi per capire se quella canzone, non dico sarà un pezzo di successo perché nessuno può dirlo, ma se quella canzone in qualche modo bucherà qualche cuore, insomma, se rispetto ad altre... Tutte le cose, guarda, io ho avuto tantissime metamorfosi nella mia vita musicale, nella mia vita artistica, e devo dirti che ogni momento poi segna il tuo stato d'animo. Io ultimamente, sai che cosa mi succedeva? Perché quando magari uno passa un'età, non è più un ragazzino, e magari non ha più le ragazzine intorno, non è che si sente vecchio, si sente un po' trascurato da una fascia. Tu magari vai a cantare per i matrimoni, è giusto, per le piazze, vedi un pubblico, cioè tu in base all'età che c'è davanti al palco ti rendi conto se c'è ancora una strada lunga o una strada corta. Questo fa parte un po' di intelligenza, un po' di psicologia. Allora quando magari andavo sulle piazze negli ultimi anni, mi capitava che non ho più un pubblico molto giovanile, pure se magari per me giovanile si intende dai 15 ai 18 anni, dai, sono sempre ragazzi di 25, 26, fino magari a 50, 70. E magari pure sulle cerimonie facevo molto più, ma io lavoravo dal lunedì al venerdì e il sabato, e a domenica magari stavo a casa. Allora tu ti incominci un po' a dire che cosa manca. E poi quando ti ritrovi come me non è facile scrivere una canzone per le ragazzine, per le bimbe. Io dopo 30 anni di carriera quasi mi ritengo un fortunatissimo, perché mi sono messo con la testa, con il pensiero, con tutta l'anima e tutta la mia forza, un po' con l'esperienza, di me ci scrive una canzone. Però era difficile perché poi dovevo esprimere in questa canzone il padre, il fratello, il ragazzino. Cioè il messaggio non era molto facile. Quando sei in un'età non è facile farti credere in quello che dici. Se racconto una storia ad un quarantenne, è giusto che magari sia la mia personalità, ma se devo cantare ad una canzone che ha 3-4 anni fino a 12 anni, non è facile. E quando ho scritto Nannì, mi sono guardato allo specchio a cittadina proprio un culo esagerato, perché non è facile scrivere una canzone. Io poi ho avuto ragione, perché oggi mi è successo che ho fatto il compleanno della bimba di 3 anni, e lì è tutto documentato su Facebook. Adesso sai, le bugie non si possono dire più perché è tutto documentato. Una bimba di 3 anni che una settimana è uscito il disco, mi chiamarono a Santa Anastasia, papà mi disse: senti Nando, ti dico quello che vuoi, basta che vieni. Era un bar, c'è questi bar un po' più grandi che fanno le feste un po' per i bimbi, era un compleanno. Io ho dovuto cantare la canzone 2 volte alla bimba, la capovolaccia l'ha cantata lei. Era talmente carina questa cosa che alla fine lui voleva pagare, io soldi non li ho voluti, perché era talmente grande la soddisfazione perché avevo centrato un obiettivo, che alla fine i soldi non valevano niente in confronto a quello che poi è stato la mia estate, un po' il mio proseguo. Senti, allora, prima di salutarti e di ringraziarti perché sei stato, io ho grande stima per te, e tu lo sai, mi piace assai. Ma lo stesso, perché mi fa piacere che sei ritornato alla grande su RTC, questo è un immenso piacere da parte mia. Allora, ti volevo dire 2 cose in realtà, una è una domanda e una è una cosa che ti dico io. Mi ha fatto piacere il fatto che tu abbia detto ad un certo punto sentivo che mi mancava una generazione, e questo dimostra grande onestà, ma soprattutto grande lucidità artistica. E poi ti devo chiedere una cosa: ma chi è quella bimba che fa quel rap alla fine di Nannè? Mary Cerbone. Penso che quel pezzo, io lo dico perché abbiamo avuto contatto, doveva fare
Ivan Granatino, sì. Io stimo e voglio bene tantissimo. Poi ad un punto ho detto, ma poco c'è zitto, tutto rispetto, perché è un grandissimo artista, ho detto Ivan in questa canzone, perché voglio fare una cosa sempre per avvicinarmi ai giovani, sai, quel confronto musicale che io magari sono proprio al di là del muro, cioè perché fare rap non è proprio nella mia indole, cioè, però volevo uno che magari dimostrasse oggi, è uno che è bravo e si chiama Ivan Granatino, magari a questa parte, però poi mi sono detto, ma che c'è zitto, però facevo proprio una creatura, una nanni, che magari pure se non lo sappia fare il rap, però rappresenta una parte di Napoli. Certo. Perciò ho fatto un po' un'indagine su Facebook, ho trovato grazie a 2 persone che hanno collaborato nella mia canzone, che è Gianni Mezzo e mamma mia, non mi viene, perché cambia sempre, noi lo chiamo Ciro Pinati, però Alex Moschetto, Alex Moschetto, sì. Cioè, che mi hanno un po' ha dato ragione. Abbiamo fatto già allo studio loro un'indagine su internet, uscirà fuori questa Mary Cerbone che era bellissima, cioè molto spigliata. Abbiamo fatto il colloquio e lei è stata proprio la ciliegina sulla torta. Allora, ma una cosa deve succedere. Certo, allora Nando, spero di incontrarti presto, tanto ci vediamo. Ma sicuramente. Ecco, intanto ti saluto, ti ringrazio e... Ma grazie a voi per il pensiero, di avermi sempre nei vostri pensieri. Ciao Nando, stai bene, buona musica. E un bacio a tutto lo staff, alla redazione e a Fratelli Navidiano, che sono persone che stimo tantissimo. Ciao Nando, grazie. Ciao, buon programma, buona giornata, un bacio. Ciao.